Allora, partiamo ringraziando innanzitutto i concittadini che hanno voluto riconoscere il lavoro della precedente amministrazione comunale, l'amministrazione uscente, e hanno voluto in qualche maniera anche commentare a modo loro il discorso di basta, noi vogliamo il nuovo, no? Noi dicevamo che la continuità paga e il Paese ha preferito imboccare la strada della continuità per completare il lungo percorso che è stato iniziato 2 lustri fa. I prossimi obiettivi, io non sono soggetto dai primi 100 giorni, soggetto che deve dimostrare di cambiare il mondo, io devo ritornare nella macchina amministrativa che per carità conosco benissimo, ma devo prendere in mano il programma dell'amministrazione uscente, parte finanziato per riprendere quelle opere che noi abbiamo ritenuto strutturalmente fondamentali, come una serie di altre piste ciclabili e il completamento della biblioteca. Questi sono i punti fondamentali. Poi andremo verso la palestra, verso la nuova caserma dei Carabinieri e cercheremo di completare la strutturazione del Paese con una grande attenzione a quello che succederà prossimamente a livello sociale.